benvenuto al punto, benvenuto al sindaco di Monfalcone, Anna Cisint, la prima cittadina. Benvenuta qui a Telefriuli. Buongiorno, grazie. Bene, allora, io la seguo, come dicevo, fuori onda sui social, vedo che lei è molto, molto attiva e le faccio anche i complimenti perché non so come fa, ma comunque sia, deve avere un'energia un po' anche particolare. Quindi un giudizio sull'anno passato che l'ha vista, insomma, in prima linea in numerosi eventi. Allora, intanto la ringrazio, è vero, si lavora tantissimo, grazie anche a una squadra all'altezza. Qualcuno mi dice che abbiamo le Duracell e in effetti forse è un po' così, però quando ho accettato questa sfida l'ho accettata perché volevo veramente cambiare molte cose in una città che aspettava da troppo tempo anche di riemergere da una situazione gravissima. Quindi c'è tanto da fare, c'è stato tanto da fare, ma siamo molto orgogliosi, anche che i cittadini poi ce lo riconoscono, del lavoro che fino ad adesso, cioè in questi anni, siamo riusciti a portare avanti. E guardi, se devo dire qual è la cosa che mi dà più soddisfazione, è proprio questa. I miei concittadini che mi fermano e mi dicono: Sindaco, è un'altra città. E me lo dicono anche fuori quando frequento altre zone, insomma, da Trieste a Udine a Pordenone, addirittura fuori dal Friuli Venezia Giulia. La percezione di questa città è cambiata all'interno ed è cambiata all'esterno. Monfalcone non è più la città dei cantieri, ma è la città con i cantieri. Nel senso che qui è vero, si costruiscono le grandi bellissime navi a cui siamo molto affezionati, e lo dico da figlia di una persona e da figlia e da nipote di persone che hanno lavorato, hanno costruito le navi in cantiere, però è molto altro. È una città che ha riscoperto di avere il mare con la nautica, con il litorale. Abbiamo fatto 10.000 presenze quest'estate durante i weekend nella nostra Marina Iulia e Marina Nova. Ha riscoperto nella nautica una grandissima opportunità di lavoro, che è uno dei pensieri più, come dire, frequenti che io ho ogni giorno quando mi alzo: la salute e il lavoro. E la nautica dà veramente delle opportunità ai giovani e ai meno giovani. Pensi che a Monfalcone, nelle aree, diciamo, prospicenti il canale, il mare, c'è una densità di presenza di barche, di imbarcazioni, che è addirittura superiore a quella del Tirreno, delle varie località del Tirreno. E poi abbiamo puntato molto sulla cultura, sui servizi, sull'identità di questa nostra bella città, che attraverso dei passaggi importanti, anche degli investimenti, anche come dire, però il lavoro di energia e di spina dorsale, tra virgolette, mi passi questa Sì. idea proprio, ha voluto rialzare la testa e siamo premiati da una serie di risposte. Le faccio un esempio. La Red Bull, noi abbiamo aperto dopo tanti anni la spiaggia dell'Isola dei Bagni, era chiusa da una vita, con un'operazione tecnica, e apro una piccola parentesi: ormai se non sai è meglio evitare di proporti per amministrare, secondo me. Con un'operazione tecnica molto ben riuscita, noi abbiamo aperto l'Isola dei Bagni ed è arrivata anche la Red Bull a investire sul Marina Hannibal a questo punto. E quindi gli investitori che noi pian piano siamo riusciti anche ad attrarre, e mi rivolgo anche al pensiero della crocieristica, ad esempio, agli investimenti sul porto, ecco, ci danno la dimensione di quale sia la centralità di questa città. Come ha detto lei, mi ricollego un po' alla sua osservazione corretta. Noi non siamo una città capoluogo, ma sicuramente siamo una città capoluogo dal punto di vista economico in questa regione. Produciamo PIL, export, forse come nessuno. Ecco, senta, come immagina il 22? Perché il 22 è un po' complicato anche perché l'energia costerà e i servizi ci saranno, cioè, incideranno molto su imprese e famiglie, no? E per cui anche i costi di opere in programmazione potrebbero avere, anzi avranno senz'altro un aggravio di spesa, no? Come lo immagina questo 22 per Monfalcone? Perché ricordo sempre che Monfalcone ha avuto una crescita impetuosa negli ultimi anni e comunque sia è un
un punto di riferimento che nell'Isontino va oltre, insomma, no? Ormai tra Gorizia e Trieste c'è Monfalcone. Monfalcone non è più la Cenerentola, ma fa parte di questo trittico. Sì, certo, è un momento non semplice, lo affrontiamo ogni giorno, lo affrontiamo direttamente nelle case quando ci arrivano le bollette e lo affrontiamo come, diciamo, governo locale, nel mio caso, ma regionale piuttosto che nazionale nelle altre situazioni. Il problema è gravissimo e io credo vada veramente affrontato con una prospettiva che debba andare un po' più in là dell'emergenza. Mi riferisco a delle scelte che vanno anche impostate, vanno fatte e che forse è ora anche di incominciare ad effettuare. Guardi, per quanto riguarda le opportunità che il Comune ha, non sono moltissime, però noi le perseguiamo tutte. Mi riferisco alla pressione fiscale. In questi anni abbiamo abbassato, forse sarà difficile trovare un altro ente, un altro comune che sia riuscito a fare un'operazione di questo tipo, ma abbiamo abbassato di 178 euro una media a persona ad anno la pressione fiscale. In che modo? Abbiamo ridotto, come dire, l'impatto della TOSAP, l'impatto della Tari, siamo riusciti a ridurre l'impatto dell'IMU, abbiamo supportato le attività soprattutto con dei contributi per gli investimenti e credo che le 65 aperture nel saldo algebrico, chiusure e aperture artigianali e commerciali, la dicano lunga. Ecco, questa non è una città che è andata in discesa da questo punto di vista, ma ha visto appunto maggiori aperture rispetto alle chiusure. Noi abbiamo dato un contributo importante anche con il bilancio del 2022 che abbiamo già approvato. Siamo riusciti ad abbassare la Tari, perlomeno alle piccole attività, alle attività artigianali, alle attività commerciali, del 30%, cioè nel comune di Monfalcone chi fa impresa, la piccola impresa, avrà le bollette nel 2021 con l'abbattimento del 50%, addirittura quest'anno con fondi comunali siamo riusciti ad abbassarle al 30%. In più anche le famiglie ricevono un supporto, abbiamo aumentato l'ISEE per i contributi a supporto del pagamento delle bollette. È chiaro che quando si tratta di energia e si parla di raddoppio di costi, questo diventa un problema gigantesco. Esatto, sì. E di questo ragionavo anche con il direttore del Confartigianato, avremo a breve assieme al presidente Medeotto un incontro qui e chiederò la presenza anche del CNA perché è molto importante che si faccia squadra per riuscire a trovare la modalità migliore affinché si possano supportare queste piccole famiglie artigiane, perché poi alla fine si tratta di una struttura fondamentale del nostro paese. Ecco, quindi avrò a breve un incontro con direttore, presidente, con anche il CNA per affrontare questo, ma anche un altro tema che sta emergendo, che è quello del problema che sull'ultima norma è stato un po' per risolvere la questione dell'accesso al credito, è stata un po' ingarbugliata la faccenda degli edili che nell'utilizzo del 110, no, dei benefici fiscali, si trovano oggi con l'impossibilità di accedere appunto alla cessione del credito. Quindi dei problemi molto importanti che ovviamente non possono essere risolti dai sindaci. Io un po' utilizzo anche il know-how di tanti anni di esperienza su questo in materia economica, Però fiscale, potete fare una eccetera. pressione Certo di importante, dare no? Potete fare una pressione, dico, importante su chi deve decidere, sul governo, per esempio, no? Esatto. Ed è quello che intendo fare con i sindaci che avranno, come dire, la voglia di collaborare su questo. È in fase di realizzazione un importante documento e credo che potrà, ne parlerò ovviamente anche con il presidente Fedriga, anche se nemmeno la regione ha la titolarità, però il presidente è sempre molto disponibile e si dà sempre molto da fare su tutti questi temi anche nell'ambito della conferenza Stato-Regioni. Esatto, Come sì. mi rivolgerò anche all'ANCI perché è un tema dove, come dire, l'unione veramente fa la forza, ecco. Ecco, senta, in fatto di eventi Monfalcone si è distinto, io ho negli occhi ancora Elisa, che è un po' il vostro testimonial, no? Mi pare.
e per cui so che anche sulla ribalta nazionale anche lei porta Monfalcone, e questo vuol dire molto, insomma, vuol dire anche che la gente si interessa e magari oltre a un turismo, diciamo così, normale, c'è anche un turismo straordinario per venire a vedere questa cittadina dove è nata questa grande interprete canora, no? Cosa dice? So che lei è molto Ma allora affezionata. guarda, sono molto contenta di questa domanda perché abbiamo vissuto serate emozionanti. Noi, come dire, vogliamo molto bene Elisa, la stimiamo molto, è diventata una di noi anche dal punto di vista proprio delle cose da fare. Lei è un'appassionata di skateboard, ad esempio, noi a Monfalcone abbiamo un'area dedicata a questo che con lei abbiamo implementato, lei ha donato una parte, diciamo, delle attrezzature. Quindi con Elisa c'è un rapporto costante e diretto ed è come appare, cioè lei è una donna semplice, come credo bisogna essere sempre, ecco, di famiglia, nel senso che quando sveste il panno della grandissima cantante e musicista che ha dimostrato anche questa volta di essere, è di nuovo la mamma che con il berretto in testa viene a fare, a correre con lo skateboard, insomma, ecco. Quindi noi la attendiamo, non le posso svelare, però le dico che a breve ci sarà una bella sorpresa proprio, Bene, bene. perché la stiamo organizzando assieme al suo management e quindi ci sarà una bella sorpresa a Monfalcone per così anche onorare il fatto che lei sia così brava e che porti sempre il nome di questa città ovunque lei vada. Devo dire che oltre a Elisa qui stiamo facendo tanta roba, come si suol dire, nel senso Sì, che sì, sì. abbiamo già sul Carso, c'ero domenica, sono andata a fare un giro ed era pieno di adulti e di ragazzi che vengono da ogni dove. Abbiamo la possibilità di offrire un percorso della Grande Guerra che è il più lungo d'Italia, si sale fino alla Rocca e si attraversa il Carso in mezzo veramente a un ambiente unico. Ed è talmente vicino il Carso al mare che poi puoi farti la puntatina per apprezzare quello che hai nella zona del mare, del canale, le Sì. terme che stiamo anche ricostruendo con il wellness che diventerà un punto di forza, un altro punto di forza di questa città. E poi certamente tutti gli eventi che abbiamo e che stiamo costruendo attorno. In questo momento, fino a maggio, ad esempio, è visitabile anche la nostra mostra Kandinsky. Cioè diciamo che è una città Insomma, è una ormai... città, insomma, che è rinata in tutti i sensi, ecco. Bene, Sì, bene. sì. Bene, allora io la lascio andare ai suoi impegni, che io ringrazio molto per la sua disponibilità, è sempre cortese e per cui anche, diciamo, le chiacchierate e interviste vengono anche molto bene. Va bene, La ringrazio bene, io, allora, guardi, grazie veramente, ancora. e sono sempre a disposizione. Bene, buon lavoro ad Anna Cesin, sindaco di Monfalcone, e a voi naturalmente l'appuntamento per la prossima puntata con un nuovo sindaco e nuovi approfondimenti. A presto.